Le mura, i vicoli e le piazze. Sotto i ponti che attraversate per raggiungere Treviso scorre il Sile, un fiume di calma, un rifugio, dove natura e silenzio sfuggono alle grinfie della quotidianità. Un altro angolo nascosto di una città che cola dalla fonte al delta. Il carattere placido del Sile nasce dalla sua origine risorgiva. Scorre snello per oltre 90 chilometri, dalle fonti di Vedelago fino all'Adriatico. Le fronde dei salici lungo gli argini fanno da persiane all'ampio parco naturalistico che ospita centinaia di specie diverse, tra uccelli, rettili e pesci, rari e comuni. Anche l'uomo, nella sottospecie il vogatore, trova conforto nelle anse e nelle golene del Sile, dove vengono praticate attività in cui la fatica è l'unico modo per spostarsi. Il fiume per noi è una palestra, è una continua palestra nella quale ci proponiamo nell'arte della voga alla veneta, cercando di creare quanto più progetti possibile. Io praticamente sono nato in questa società perché ci sono entrato che avevo 16 anni e ho imparato a fare tutte quante le attività. E siamo qui praticamente da 50 anni che ci divertiamo. Sono già 40 anni che percorro il Sile, quindi anche per me è una palestra, è un divertimento, è una passione soprattutto per quanto riguarda la voga alla veneta. Di tanto in tanto scorgiamo le ville eleganti, i giardini e i piccoli moli di coloro che hanno scelto il Sile come vicino di casa. Bisogna essere un po' amanti dell'acqua, quindi amare l'elemento, e si sta bene qui, perché è come vivere in barca. Si sta bene, c'è più fresco, il clima è più mite, perché non scende mai sotto zero la temperatura, e la mattina apri le finestre e ti rigeneri, cioè è un rapporto diverso con la vita e con io ho vissuto in città, è tutta un'altra cosa, cioè non la lascerei mai io sto a casa qui.